Mercoledì 19 luglio, Santa Giusta, è il 200° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 165 al termine. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:53. La luna si leva alle 6:55 e tramonta alle 22:14. Lazzaro Mocenigo, capitano generale da mar della Repubblica Veneta, sbaragliata la flotta turca nello stretto dei Dardanelli, vuol portare la guerra direttamente a Costantinopoli. Le navi veneziane avanzano sotto la tempesta di fuoco delle batterie nemiche piazzate sulle sponde del canale, ma una cannonata coglie in pieno il deposito delle polveri della galera ammiraglia, spintasi audacemente fin sotto costa. La nave si incendia e l'albero poppiero precipita addosso al Mocenigo, che resta ucciso sul colpo. L'eroico ammiraglio, chiamato il terrore dei turchi, aveva appena 33 anni. Le previsioni per domani. Tempo variabile e instabile con spazi di sereno alternati a nubi irregolari, più frequenti e consistenti sulle zone montane. Saranno probabili alcune fasi di piogge locali o a tratti sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in calo sulle zone montane e pedemontane, stazionarie altrove. Massime in generale diminuzione, anche marcata in pianura, con valori di qualche grado ancora superiori alla media. Venti in pianura moderati dai quadranti orientali, in quota venti deboli moderati dai quadranti occidentali.